Buongiorno, benvenuti e ben svegliati. Questa mattina comunicazioni di servizio per quanto riguarda il tema sanitario. Sapete, noi siamo molto sensibili alla salute di ciascuno di noi. Questa mattina parliamo del tumore del colon retto. Certo, quando si sente la parola tumore sembrano argomenti che già di prima mattina insomma uno non vorrebbe sentire, però noi vogliamo parlarne perché ci sono tante buone notizie inerenti a questa patologia e per raccontarvi tutte le novità e tutte le buone notizie, qui con me, ovviamente parliamo sempre di una patologia molto seria, ho il professor Salvatore Pucciarelli, direttore della clinica chirurgica prima dell'azienda ospedaliera di Padova, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Il tumore del colon retto è un tumore, su questo non c'è dubbio, però si possono dire tante cose che possono rassicurare. Sì, se vuole, le prime cose è che è in calo, nel senso che è un tumore che è grosso modo fra i primi 3-4 tumori, sia come incidenza sia come causa di mortalità, però è in calo ed è in calo soprattutto nei paesi come l'Italia in cui si fa una buona prevenzione, quindi probabilmente la prevenzione mediante lo screening è quella che ha inciso di più sull'incidenza di questo tumore, e questa è una buona notizia. Insomma. Prevenzione, lei intende, ha citato lo screening, quindi diagnosi precoce, o anche perché attraverso lo screening si acquisiscono anche norme comportamentali di alimentazione che in qualche modo possono essere adiuvanti ad un percorso preventivo? Questo è un argomento ancora non sempre chiaro, che ci siano degli influssi che riguardano l'alimentazione, il fumo, le abitudini di vita sul tumore colorettale, questo è noto, però è difficile quantificarlo, mentre il dato dell'effetto dello screening è un dato molto più misurabile, quindi è probabile che le abitudini migliori abbiano ridotto l'incidenza del cancro, ma la cosa certa è che lo screening è quello che ha ridotto l'incidenza del cancro e della mortalità. È uno screening che, a differenza di altri screening, risulta un po' più fastidioso, no? Quindi all'idea uno tende a fare un passo indietro, invece lei ci sta dicendo che è importante, quando arriva la lettera della propria azienda sanitaria a casa che ti invita a fare dei percorsi, soprattutto dopo una certa età, è bene farlo. Che tipo di screening è più utile? Qual è lo screening idoneo per questo tipo di tumore? Lo screening ideale sarebbe la coloscopia, perché è l'esame diagnostico più accurato per definire, per diagnosticare un tumore colorettale, sia benigno che maligno. Però in realtà sarebbe uno screening destinato al fallimento, perché non è come l'ecografia alla mammella, che è molto più semplice, è invasivo ed è un esame non gradito alle persone. Per cui attualmente in Italia si esegue il test del sangue occulto fecale nei soggetti che vanno dai 50 ai 69 anni, che è il periodo in cui questa neoplasia incide di più, e quelli che hanno il test positivo sono invitati a eseguire una colonoscopia successivamente al test. Quindi di per sé non è così invasivo come, almeno per quanto riguarda il sangue occulto, non è così invasivo. Resta il fatto che quando poi è positivo bisogna fare una colonoscopia e lì non c'è niente da fare. Il che non vuol dire che se il sangue occulto nelle feci è positivo ci sia qualcosa di problematico. Assolutamente, la maggior parte dei casi, anche con sangue, non tutti quelli con sangue occulto hanno il tumore, la maggior parte dei casi non hanno il cancro del colon, però bisogna farlo, così come è anche vero che uno può avere il sangue occulto negativo e avere il tumore, ci sono i falsi positivi, i falsi negativi, però diciamo che questo è uno screening che funziona,
Ci sono altre modalità di screening eseguite in altri paesi. Uno pensa alla TAC, alla risonanza, perché proprio la colonscopia per vedere i tumori di questo organo? Beh, perché la TAC e la risonanza non hanno l'accuratezza diagnostica della colonscopia, cioè se un tumore è piccolo, se c'è un polipo, che poi quello che interessa non è trovare il tumore molto avanzato, quello spesso è sintomatico e uno ci va lo stesso Beh, dal certo, medico. lì L'ideale è trovare il tumore in fase precoce o addirittura la lesione precancerosa, il polipo, che e se quindi evitare la rimosso malattia. evita la malattia. E da questo punto di vista la colonscopia è sicuramente l'esame più accurato. C'è da dire che ci sono vari tipi di screening e cambiano a volte anche a seconda dei paesi, anche in Italia non tutte le regioni utilizzano lo stesso sistema, ma quello che è abbastanza dimostrato è comunque che se ne faccia uno. Poi c'è quello più accurato, meno accurato, più aggressivo, meno aggressivo. Cosa intende per più accurato o meno accurato? Cioè sangue occulto delle feci e colonscopia oppure regioni che fanno altre cose? Beh, per esempio, faccio un esempio, c'è chi fa sangue occulto, rettoscopia e poi eventualmente colonscopia. C'è chi fa solo sangue occulto e poi eventualmente colonscopia. Quindi c'è la rettoscopia in meno. Cioè, se uno volesse fare il massimo, farebbe colonscopia a tutti ogni 5 anni, ogni 10 anni. Quindi ci sono vari sistemi. Probabilmente bisogna giocare su quello che è più gradito dai soggetti, dalla popolazione che lo riceve e che nello stesso tempo però non sia inutile. Sì, in modo che abbia un'efficacia, perché ovviamente si ragiona sempre sui numeri. Lo screening Questo è funziona se c'è una compliance elevata. certo. La compliance è la Di percentuale partecipazione. di persone che partecipa a quel determinato screening. Il screening può essere eccellente, se poi solo il 3% lo fa non serve a niente. Viceversa può essere meno accurato, ma se lo fa il 70% della popolazione raggiunge la sua E efficacia. ricordiamo che insomma, lo screening è gratuito, quindi è un'opportunità che non va sottovalutata. Assolutamente. Anche la colonscopia per sangue occulto, la prima colonscopia che si fa per screening, è gratuita. Lo passa, E una volta, fatto il sangue occulto e non si ha nessuna risultanza, cioè quante volte bisogna fare il sangue occulto dopo i 50 anni? Ogni 3 anni, ogni anno? Si fa in genere ogni anno, ogni 2 anni, dai 50 fino ai 69. Dopodiché lo screening è efficace in questa fascia di E popolazione, se ci di età. fosse una colonscopia negativa dopo un sangue occulto positivo, cioè la colonscopia invece, non è che uno fa la colonscopia a 52 anni, tutto a posto, dice basta, non la faccio più, oppure deve sempre abbinarla a sangue occulto, eccetera? Beh, le linee guida attuali dicono che in presenza di una colonscopia negativa, almeno per 5 anni uno può stare tranquillo. evitare di rifare la colonscopia. Questo parliamo di screening, perché Certo. diverso, una cosa è lo screening, È diverso. diverso invece è quando ci sono delle situazioni a rischio particolare, per esempio i tumori ereditari. Lo screening si fa nelle persone che hanno come unico fattore di rischio l'età, sopra i 50 anni. Noi si parla di tumore del colon retto, ma in realtà non stiamo parlando di un unico organo che ha 2 nomi, vero? Ma stiamo parlando di 2 componenti diverse e quindi c'è differenza se mi viene diagnosticato un tumore del colon, se mi viene diagnosticato un tumore del retto, ma c'è anche un tumore del colon retto? Si è sempre parlato di tumore del colon retto, tant'è vero che fino a poco tempo fa, quando si parlava a livello di epidemiologia, si descriveva il tumore del colon retto. Attualmente si parla del tumore del colon e il tumore del retto, per moltissimi motivi. Uno è anatomico, ma l'altro è riferito soprattutto al trattamento. Il trattamento dei tumori del colon è molto diverso da quelli del colon del retto, e anche le conseguenze di un intervento chirurgico sul colon e sul retto sono totalmente diverse. Cioè, ha più conseguenze togliere 10 cm di retto che non 70 cm di colon. Se uno fa una resezione del colon di destra, non ha conseguenze nella sua vita quotidiana, ritorna a vivere come prima.
uno toglie il retto, la vita può cambiare per quanto riguarda le abitudini alimentari, la necessità di una dieta, il modo di andare di corpo, ecco, cambia completamente, oltre a richiedersi un aumento delle risorse per curare questo tipo di malattia, perché si avvale di più armi rispetto a quella del colon. La radioterapia, per esempio, nel retto è utilizzata moltissimo, nel colon quasi mai, per esempio. C'è da preoccuparsi più per un tumore del retto o del colon? A livello di guarigione siamo lì, cioè non ci sono grandissime differenze. A livello di conseguenze post-operatorie, post-trattamento, sicuramente se io dovessi scegliere, cercherei di non averlo, ma se proprio dovessi sceglierne uno, preferirei un tumore del colon invece che del retto. Questo perché lei parla di complicanze anche a posteriori, di conseguenze anche nella qualità della vita. Ci può esemplificare meglio, perché magari uno già non sa dove è il retto, dove è il colon. Beh, il retto sono gli ultimi 15 centimetri di intestino, cioè quelli che vanno dall'ano 15 centimetri in su. Il colon è l'ultima parte dell'intestino, ma sopra il retto, questo per detto così in parole povere. Le conseguenze sono fondamentalmente, derivano dalle funzioni che svolgono questi due organi. Il retto è un serbatoio che serve alle persone, che siamo stati fatti così, prima per poter raccogliere le feci e poi eliminarle quando uno ha necessità di andare in bagno. Togliendo questa funzione di serbatoio e tenendo conto che il retto è vicino agli sfinteri anali, quindi c'è la necessità di una protesi. C'è la necessità che gli sfinteri vengano conservati. È chiaro allora che ci sono disturbi, che possono esserci disturbi legati alla continenza delle feci, e disturbi legati al fatto di dover andare più volte in bagno, e tutte le conseguenze, al fatto di avere bisogno di un bagno in prossimità del posto di lavoro, qualche volta la necessità di mettere il cosiddetto sacchettino, quello che clinicamente viene chiamato stomia e volgarmente sacchettino, che complica la vita a molte persone e soprattutto nelle popolazioni più mediterranee, più che al nord, viene visto a volte come un evento peggiore che non il decesso stesso per malattia, per dire, insomma. Incide più il tumore del colon o del retto? Il tumore del retto è circa un quarto, un terzo dei tumori di colon-retto in generale. Cioè. Insomma, questo è consolante. Sì. Leggendo sempre le cose in chiave positiva, perché poi bisogna leggere le cose in chiave positiva. Come viene affrontata questa patologia da un punto di vista proprio dell'iter diagnostico nella nostra regione, in Veneto? Lei prima parlava appunto già nello screening che ogni regione ha delle procedure, no? Anche legate ovviamente ai centri di studio, di ricerca, di eccellenza, di approfondimento. Beh, allora intanto bisogna dar merito al Veneto di avere un'eccellente sanità riguardo al trattamento dei tumori, di avere dei centri di eccellenza, e il trattamento cambia moltissimo, come dicevo prima, colon e retto. Quello che cambia fondamentalmente è che il retto richiede l'intervento di più specialisti, l'oncologo, il radioterapista, lo stomista, che è l'infermiere che si cura delle stomie, il dietologo, la dietista, e anche i chirurghi devono avere una capacità operatoria migliore, più raffinata, che non... Il tumore del colon viene operato un po' dappertutto, il tumore del retto spontaneamente, senza necessità di leggi, è andato via via concentrandosi in ospedali ad alto volume. Tuttora c'è una politica che è abbastanza comune in quasi tutte le regioni d'Italia di centralizzare il trattamento dei tumori che richiedono più risorse di cura, che richiedono più bravura, più specialisti, eccetera. Ecco, mentre per il retto questa necessità
è più evidente, per il colon forse lo è un po' di meno. Attualmente in tutta Italia, anche nel Veneto, c'è una spontanea tendenza a centralizzare dei pazienti, ad andare in pochi centri in cui si riesce a far meglio che non disperdendo questa patologia in tutti gli ospedali. Che poi anche il nuovo indirizzo, se vogliamo, un nuovo indirizzo della medicina in genere, no? Avere dei centri di eccellenza, perché lei appunto da chirurgo mi può confermare che più esperienza vuol dire più operi, più capisci, perché ogni individuo poi è un mondo a sé stante, no? Quindi hai capacità di risolvere quando la situazione può essere complicata, quindi magari fare 1 chilometro in più, però andare dove c'è una specifica esperienza di quel tipo di operazioni che possono essere complesse, proprio per la multidisciplinarietà che indicava Sì, prima. assolutamente, questo per il retto è praticamente dimostrato, ci sono ormai numerosi studi in Italia e all'estero, c'è un rapporto stretto fra volume di attività e risultati, non solo in termini di complicanze, ma anche in termini proprio di outcome oncologico. Migliore sopravvivenza, minor tasso di recidive locali o a distanza, ma anche minore complicanze, minor costi, eccetera. Poi se questo verrà realizzato, di fatto si sta già realizzando senza bisogno, ma sicuramente anche la politica sanitaria attuale tende verso questa centralizzazione. Che differenza c'è? Bisogna sempre operare un tumore e del colon o del retto, e come operare? Cioè, perché poi no, quando arriviamo alla diagnosi capiamo che cosa abbiamo, e siccome ormai siamo tutti medici come tutti, no, allenatori della nazionale, ci piace la chirurgia robotica, ci piace la chirurgia laparoscopica, magari arriviamo da voi e diciamo io vorrei così. Ci ci illustra invece quali sono i casi che vanno trattati con le varie tecniche chirurgiche? Allora, qui fondamentalmente le domande sono due, no? Una è quale tecnica chirurgica utilizzare per il trattamento di un tumore, perché alla fine, ne faccio un esempio, un tumore del colon si può operare con tecnica open, aperta, diciamo tradizionale, convenzionale, come si è sempre operata. Si può operare con la laparoscopia, cioè con la telecamera, con i buchini e con queste pinze che si opera, diciamo, guardando il monitor. Si può operare con la chirurgia robotica, che è la più, diciamo, quella di l'ultima arrivata. Queste sono tecniche diverse, a volte è importante che i chirurghi sappiano fare tutto, ma fondamentalmente l'intervento è lo stesso. L'intervento che bisogna fare è comunque lo stesso, i principi oncologici devono essere gli stessi, che uno operi col robot, laparoscopia o con la tecnica aperta, quello che conta è che l'intervento venga fatto in quel modo standard, uguale per tutti. E perché si sceglie una tecnica piuttosto? Si sceglie perché ciascuna ha qualche suo vantaggio. Faccio un esempio, la laparoscopia e la robotica sono mini invasive cosiddette, hanno un post-operatorio meno gravoso, meno dolore, una ripresa più rapida e più gradita al paziente in generale. E in Italia abbiamo degli ottimi laparoscopisti, siamo stati forse fra quelli che hanno utilizzato di più questa tecnica operatoria. La tecnica aperta si opera per i tumori più avanzati, quelli che richiederebbero un'expertise notevolissima dal punto di vista, diciamo, laparoscopica, quelli in cui si richiede toccare la neoplasia, capire se cosa infiltra, cosa non infiltra, quindi diciamo che i casi più agevoli vengono più spesso operati in laparoscopia, i casi più complessi, quelli in cui bisogna togliere più organi, vengono operati con la tecnica tradizionale. La robotica assomiglia di più alla laparoscopia. C'è un unico studio che ha comparato la robotica con la laparoscopia allo stato attuale. Ecco, i risultati non sono sostanzialmente sovrapponibili, è
È probabile che la robotica ha qualche vantaggio di più per quanto riguarda la manualità, diciamo il movimento all'interno di una cavità chiusa, però sostanzialmente i risultati sono lo stesso. Il difetto del robot è che costa moltissimo. Ecco, a Padova e in Veneto ci sono alcuni centri che hanno il robot, Padova ce l'ha da circa un anno. Molte volte è anche questione sono i pazienti che chiedono, uno vuole essere operato in laparoscopia, uno vuole essere operato in robot. Io credo che la cosa migliore è avere la possibilità di fare tutte le procedure, quindi di volta in volta scegliere, considerando anche quella più idonea, ma considerando anche la richiesta del paziente, perché a volte arriva il paziente che o lo fa in laparoscopia o non si fa operare. A proposito di richiesta del paziente, ci sono tumori che insomma si possono risolvere senza finire in sala operatoria. Nel caso perché poi magari anche i pazienti, anche in questo, c'è chi preferisce radioterapia che chemioterapia, chi preferisce andare in sala operatoria e non vuol sentir parlare di terapie di questo genere. Nel caso del colon retto si può evitare la chirurgia? Allora, se sono tumori molto iniziali che si possono curare anche portando i polipi per via endoscopica, i polipi o i tumori veramente molto iniziali per via endoscopica, sì, questa è una cosa che si fa già da molto tempo, è una nicchia molto piccola, una percentuale molto piccola, però si può fare. La novità di questi ultimi anni, e in questo sicuramente noi in Veneto, questo è un merito anche del reparto dove lavoro io, perché siamo stati fra i primi in Italia a seguire questa politica di trattamento. Per i tumori avanzati del retto, che fanno radiochemioterapia, che sono circa la metà dei tumori del retto, ecco, prima dell'intervento fanno una radiochemioterapia cosiddetta neoadiuvante, quella a cui poi segue la chirurgia, c'è una percentuale di questi tumori attorno al 20-25% in cui dopo la radio e la chemioterapia il tumore sparisce, non c'è più nulla. Allora, in questo bacino, questa percentuale di pazienti, teoricamente potrebbe fare a meno dell'intervento chirurgico perché non c'è più tumore. La difficoltà è nel fare diagnosi che non c'è più tumore, cioè capire veramente se il tumore è sparito completamente o meno, altrimenti si rischia di non operare uno che il tumore invece ce l'ha. Ecco, e lì serve esperienza, serve averci, ecco, insomma, bisogna saper scegliere, bisogna saper diagnosticare correttamente, si arriva a forme di diagnosi un po' più fini, che ovviamente è giusto fare solo in centri molto molto esperti in questo tipo di neoplasia. Però la risposta alla domanda è sì. Teoricamente un 20% dei pazienti che fanno radiochemioterapia per un cancro, tumore del retto, possono evitare l'intervento chirurgico. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di nuovi farmaci, no? Si parla degli immunoterapici, di questa nuova frontiera della lotta al tumore. Beh, questo è più campo degli oncologi, medici, però ecco, una cosa è certa. Attualmente, oltre ai farmaci chemioterapici convenzionali, tradizionali, ci sono i farmaci biologici e c'è l'immunoterapia. L'applicazione di questi farmaci non è per tutti, cioè questi farmaci funzionano su alcuni pazienti, non su altri. E si può definire i pazienti, si può chiarire mediante test eseguiti inizialmente sul tumore se quel farmaco può essere utile o meno a quel tipo di pazienti. Tutto questo, questa innovazione in ambito diciamo di farmaci ha portato ad un aumento della sopravvivenza anche nelle forme più avanzate, anche quelle metastatiche. Faccio un esempio giusto un po' crudo, ma ecco, una volta un paziente che aveva metastasi a distanza, metastasi al polmone, al fegato per un cancro del colon retto, la sopravvivenza si aggirava da 6 mesi a un anno. Quella era la sopravvivenza mediana, il 50% entro 6 mesi, un anno. Attualmente si è spostato il tutto in avanti di attorno ai 2 anni e mezzo circa.
Questo per uno giovane può darsi che non voglia dir nulla, ma No, per una persona anziana, insomma, passare da 6 mesi a 2 anni e mezzo di sopravvivenza e anche con una migliore qualità di vita, insomma, è sicuramente un progresso. Ecco. Lei ci ha illustrato tutta una serie di passaggi, no? E anche ha focalizzato l'attenzione su quanto sia importante rivolgersi a centri specializzati. Nel momento in cui ho una diagnosi di questo tipo, cosa devo fare? No? Perché già ha specificato il colon è una cosa, si può magari fare riferimento ad un ospedale più di prossimità se vogliamo, se ho il retto un attimino, anche se dobbiamo ricordare insomma che tutta la struttura del Veneto è in collegamento, la rete oncologica e non solo, è anche la rete chirurgica. Che tipo di indicazioni dare appunto ad un paziente che ha questa prima diagnosi, che poi ci vuole anche la biopsia, insomma ci vuole anche la stadiazione, no, del tumore, sono questi gli elementi che poi portano... Io credo che, beh, insomma, lei ha fatto la domanda e anche un po' la risposta, nel senso che ha detto che per alcune patologie, per il colon ci si può rivolgere anche a centri meno accreditati, per il retto è meglio rivolgersi, e questo credo sia incontrovertibile. Ma questo non riguarda la bravura, solo la bravura dei chirurghi, perché un chirurgo può essere bravissimo, avere un'ottima manualità, ma lavorare in un centro dove non c'è l'attrezzatura adeguata, dove non c'è la capacità di affrontare in maniera multidisciplinare una neoplasia come può essere un cancro del retto molto basso, allora a quel punto lì la capacità del chirurgo ha poco valore, ha meno valore di quella che avrebbe se fosse in un centro più grosso. Viceversa, alcune neoplasie, quelle del co faccio un esempio, un tumore del colon di destra, in cui c'è meno bisogno di risorse, meno bisogno di multidisciplinarietà, la possibilità di affrontare questo tipo di tumore può essere distribuita su un numero di ospedali più grandi. Io credo che la Regione Veneto si stia muovendo in questa direzione, cioè creare delle strutture di livello più elevato, delle strutture di livello intermedio e strutture di livello più basso, in modo tale da indirizzare secondo i casi. Addirittura da proibire ad alcuni ospedali di operare certi tipi di tumori, non proibire per punizione, ma proibire per cercare di dare un risultato migliore. Questo senza voler discreditare nessuno e senza voler... È una questione di specializzazione. È una questione di specializzazione, di risorse messe a disposizione. I tumori, anche nel caso del colon retto, più insidiosi sono quelli ereditari. E lì, perché si arriva a capire che in alcuni casi ci sono dei geni che si trasformano, che sono ereditari. In quel caso, oltre al paziente, va messa in una ala di prevenzione, vanno messi anche i familiari. Certo, certo. Allora, i tumori ereditari intanto, per quanto riguarda quelli del colon retto, rappresentano il 3-4% di tutti i tumori altra colorettali. Notizia consolante. Non sono tantissimi, ovviamente, come in percentuale è un numero molto piccolo, è una nicchia, però richiedono un approccio molto più specialistico, nel senso che ci vuole un genetista, oltre ai soliti, diciamo, attori, il chirurgo, l'oncologo, ci vuole un genetista, ci vuole un biologo molecolare, e anche in questo la Regione Veneto ha dato delle indicazioni, nel senso che pochi centri, nel Veneto ne sono stati individuati solo 2, pochi centri possono fare una diagnosi certa e che porta anche a un'esenzione specifica per i tumori ereditari. È chiaro che per queste persone non si può più parlare di screening, queste non sono perché il fattore di rischio ce l'hanno fin da piccoli, non è determinato dall'età avanzata. L'ideale in questi soggetti è fare sempre la diagnosi prima che si manifesta il tumore per intervenire. E per alcuni tipi di questi tumori, come per esempio la poliposi familiare, c'è la possibilità di fare una chirurgia profilattica, cioè
si toglie il tumore prima che si sviluppi il cancro, perché il rischio del cancro è praticamente del 100%. Io ringrazio il professor Salvatore Pucciarelli, direttore della Clinica Chirurgica Prima, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Università di Padova. Ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina. Torniamo domani mattina con 7 in punto. Grazie e buona giornata. Arrivederci. Buongiorno.